questo discorsetto si intitola Le sbroccate, perché noi donne qualche volta sbrocchiamo, andiamo fuori di testa e questo succede quando il maschilismo calpesta i nostri diritti ed è lì che noi prendiamo la parola e ci facciamo ascoltare. 2021. Ursula von der Leyen è in Turchia in visita ufficiale. Insieme a lei c'è Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo. Sono davanti al palazzo presidenziale, sono con Erdogan, il presidente della Turchia, e fanno le foto di rito davanti al palazzo. Poi insieme percorrono un lungo corridoio dove c'è un tappeto azzurro, lo stesso colore delle divise dei militari che le accompagnano. Arrivano in un salone molto grande dove si terrà l'incontro ufficiale. Altre foto di rito e poi nel salone noi vediamo dalle immagini che ci sono due sedie imbottite, una accanto alla bandiera della Turchia e una accanto alla bandiera dell'Unione Europea. Altre foto e poi è il momento di prendere posto per iniziare l'incontro ufficiale. Erdogan e Michel, i due uomini, si accaparrano le due sedie disponibili. Ursula von der Leyen rimane di spalle e rimane in piedi. Noi la vediamo col viso coperto perché siamo in tempo di Covid e ha la mascherina. Però noi vediamo che alza una mano come per dire adesso io dove mi siedo? Poi prende posto su un divanetto laterale. È il Sofagate, lo scandalo del divanetto. Dopo 2 settimane Ursula von der Leyen porta il conto. Sono la Presidente della Commissione Europea. Sono la prima donna Presidente della Commissione Europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata 2 settimane fa quando ho visitato la Turchia come una Presidente della Commissione. Ma così non è stato. Devo concludere che questo è successo perché sono una donna. Sarebbe successo lo stesso se avessi indossato una giacca e una cravatta? 2012. Julia Gillard è la presidente dell'Australia, la prima presidente donna dell'Australia ed è una donna non esattamente rassicurante secondo i canoni del maschilismo perché Julia Gillard non è sposata, convive con un uomo e non ha figli. Inoltre Julia Gillard è anche atea. Si trova a dover risolvere una di quelle rogne che ogni tanto ci troviamo tra le mani. Deve difendere il collega della sua coalizione che ha definito in un SMS l'organo sessuale femminile con una grandissima fantasia ma in modo molto offensivo nei confronti delle donne. Ha mandato questo SMS a un collaboratore dicendo che l'organo sessuale femminile è una cozza senza guscio in salamoia. Obiettivamente molto molto fantasioso questo modo di definirla e lei però lo deve difendere. Il leader dell'opposizione si chiama Tony Abbott, accusa Julia Gillard di essere misogina, di essere maschilista, ma Tony Abbott è stato più di una volta un grandissimo maschilista e anche offensivo nei confronti delle donne in generale e di Julia Gillard. Non prenderò lezioni di misoginia da quest'uomo. Mi sono sentita offesa a nome di tutte le donne quando il leader dell'opposizione in qualità di ministro della salute ha definito l'aborto, e cito, la via d'uscita più facile. Mi sono sentita offesa a nome di tutte le donne australiane quando il leader dell'opposizione durante la campagna sul prezzo del carbone ha detto quello che la casalinga australiana può capire mentre stira. Grazie per aver definito in questo modo il ruolo della donna nell'Australia moderna. Mi sono sentita personalmente offesa quando il leader dell'opposizione ha posato davanti al Parlamento accanto a un cartello che mi definiva la puttana di un uomo. Eccola, ve la presento, questa è la puttana. (2018) Mary McAleese è stata la seconda presidente donna dell'Irlanda. Quando era in carica, all'inizio del 2000, va in visita ufficiale in Vaticano e incontra Carol Wojtyla, un uomo molto importante, grande figura storica, grande figura della spiritualità. E c'è con lei una delegazione, c'è anche il marito di Mary McAleese e Carol Wojtyla, invece di dare la mano alla presidente, allunga la mano verso il marito della presidente.
Il marito si guarda bene al prendere quella mano perché a casa ha avuto certe indicazioni. E cosa dice il Papa al marito della Presidente? Dice: che cosa si prova a essere il marito della Presidente e non il Presidente? Mary McAleese afferra quella mano e dice: piacere, sono Mary McAleese, sono la Presidente dell'Irlanda, le piaccia o no, eletta dal popolo irlandese. Nel 2018, quando non era più in carica, a Roma, in Italia, il giorno internazionale della donna. E davanti a lei ci sono delle persone che vengono dal mondo della Chiesa cattolica. Lei è una donna cattolica che rappresenta un paese cattolico, però Mary McAleese si lamenta del fatto che nella Chiesa cattolica la donna conta meno di 0, perché la donna non può dire la messa, non può fare i matrimoni, non può confessare, non può eleggere il Papa, non può diventare Papa, non può fare niente di tutte queste cose. Anche nell'esercito ormai ci sono le donne dal 1999 in realtà, di fatto dal 2000. E invece la Chiesa cattolica è un'istituzione totalmente maschilista. E questa cosa a Mary McAleese non va bene, perché effettivamente è assurdo. Eppure nella Chiesa cattolica le religiose donne sono 600.000 e i sacerdoti sono 400.000, quindi le donne sono molto di più. Si sente? Si sente? Si sente? Perché si deve sentire quello che sto per dire, e si deve sentire al di là di queste mura, e si deve sentire oltre le mura del Vaticano. La Chiesa cattolica è il principale portatore globale del virus tossico della misoginia. I suoi capi non hanno mai cercato una cura contro questo virus, malgrado una cura esista, e si chiama uguaglianza. C'è una bellissima definizione di femminismo che viene da Jane Fonda, che è l'attrice e attivista che noi tutti conosciamo. Jane Fonda dice che il femminismo è democrazia. Finché le donne non vengono rappresentate in modo paritario nei tavoli dei relatori che contano e nel dibattito pubblico, la nostra democrazia è zoppa. Ecco perché dobbiamo prendere la parola. Quindi prendiamo la parola e viva la retorica sempre. Io sono già passata a questo. Allora, Flavia Trupia, veramente un grandissimo applauso. Allora, buonasera a tutti. Voglio iniziare con un piccolo esperimento e voglio chiedere a voi se vi viene in mente, la prima che vi viene in mente, se vi viene in mente una parola magica, tipo quelle delle fiabe, non lo so. Abracadabra, abracadabra e passepartout, perfetto, abracadabra è quella che va bene un po' per tutti. Poi? Scompari? Scompari anche? Flavia, te ne viene in mente una? Expelliarmus. Ah vabbè, questa è Harry Potter. Giustamente Harry Potter. A me per esempio una delle mie preferite è Bidi Bibodi Bibù, no? Abracadabra, passepartout, apriti sesamo, quella apriti sesamo, quella specializzata in porte e serrature, magica bula. Vero? Sì? Esatto. Allora, nelle fiabe dire è fare. Con la parola magica si cambia il mondo. Io sono sempre stata convinta di 3 cose. La prima, che le parole sono magiche. Con le parole veramente si può cambiare il mondo. La seconda è che se una parola magica la pronuncia un uomo o la pronuncia una donna, poco cambia, è sempre una parola magica. E la terza è che non esistono degli strumenti, delle tecniche, delle formule per rendere più efficace una parola. E quella è fine. Col tempo ho cambiato un po' idea. Sul primo punto no, sono sempre convinta che la parola sia veramente una magia e che con le parole giuste si possa veramente cambiare il mondo.
Se le formule magiche le pronunciano gli uomini e le donne, effettivamente a volte non è la stessa cosa. Un bel apriti sesamo, pronunciato da un bel signore forte, corpulente, e un per favore sesamo, quando puoi, non hai disturbo, puoi cortesemente aprirti? Ecco, probabilmente hanno un effetto diverso sul grande masso della caverna della grotta di Alibaba. E poi, e questo devo dire, l'ho imparato negli anni a mie spese. La terza convinzione è che non esistano strumenti per rendere la nostra parola, quando è poco efficace, per renderla più efficace. Ho cambiato idea anche su questo. Uno strumento c'è, esiste, e devo dire è un cambio di opinione abbastanza recente che ho sviluppato leggendo il libro di Flavia Trupia. Questo strumento per rendere per dare più potere alla nostra parola è la retorica. È uno strumento antico, in realtà, non è una piccola teoria, una piccola tecnica che si è inventato qualche americano l'altro giorno, e però può rendere la nostra parola, il nostro discorso più potente partendo da quello che siamo, se siamo alti, bassi, grassi, giovani, vecchi, e se abbiamo magari una voce meno potente, come quella che effettivamente a volte è quella di una donna. Allora, io con Flavia, che è una grandissima esperta di retorica, una delle maggiori esperte che abbiamo in Italia, la racconta. Ancora non abbastanza, perché ce la devi raccontare di più questa retorica, Flavia. Partiamo dall'inizio, prima di vedere la retorica, diciamo, come strumento anche di superamento di alcune barriere per le donne. Partiamo proprio dall'inizio, perché parlare di retorica sembra, Flavia, parlare di una cosa lontanissima, ci viene in mente Cicerone, dei vecchi signori col barbone bianco. Che cos'è, che cosa si intende innanzitutto? La definizione che io preferisco di retorica è l'arte della persuasione, quindi l'arte di convincere le persone a pensare o fare qualcosa. Già noi vediamo che in questa definizione c'è qualcosa che ci avvicina al concetto di manipolazione. Però la retorica è come il colesterolo, c'è il colesterolo buono e c'è il colesterolo cattivo. Allo stesso modo la retorica può essere positiva, per esempio Martin Luther King, che con il suo discorso Io ho un sogno del 1963 rende il mondo più giusto e più umano attraverso la forza delle sue parole, ma anche la retorica di Mussolini, che nel 1938 a Trieste, proprio qui vicino, spalanca le porte alle leggi razziste in Italia proprio con un discorso. Quindi la retorica ha questa doppia valenza. Ma come ce la dobbiamo immaginare? Noi la retorica di solito, qualcuno, perché io per esempio a scuola non l'ho mai studiata, se la immagina come una serie di piccole formulette, di figure, appunto le famose figure retoriche, ma che c'entrano con noi? C'entrano perché tutti siamo retori a nostra insaputa, tutti usiamo figure retoriche, diciamo è un secolo che ti aspetto, e questa è un'iperbole, è una figura retorica, perché non è un secolo veramente che ti aspetto per un tempo che per me è eccessivo, quindi hai fatto tardi, ma esagero dicendo un secolo, e questo è un modo per colorire il linguaggio e per farti sentire in colpa, grande strumento per far sentire in colpa la retorica. Quindi la retorica è questo, però diciamo che a scuola quei pochi di noi che hanno studiato la retorica hanno studiato le figure retoriche per interpretare il testo letterario, quindi leggevamo una poesia, leggevamo i Promessi Sposi e dovevamo trovare le figure retoriche, che è un gioco molto bello perché ci fa capire cosa c'è dietro un testo letterario. Però va detto questo, non è detto, anzi quasi mai, molto raramente, l'autore dice ma adesso ci metto una bella sineddoche, no, la mette lì e basta. Poi studiare la retorica ti aiuta a comunicare meglio, però non è detto che ce la metta proprio in modo consapevole, tanto che i rapper, per esempio, ma tutte le canzoni sono piene di figure retoriche, però il rapper non sempre conosce la retorica, alcuni sì, altri no. Perciò noi abbiamo studiato questo tipo di retorica, che è una retorica per interpretare un testo.
Invece non abbiamo studiato, e questo è veramente incredibile, e io, Vixia, ci vado proprio al manicomio con questa cosa qua, non abbiamo studiato la retorica che ci serve per rendere il nostro discorso incisivo e persuasivo, perché c'è un po' l'idea in Italia, tu nasci imparato, cioè uno nasce che sa parlare, quell'altro invece nasce che non sa parlare, che è una cosa stupidissima, perché tutti noi siamo andati a scuola di nuoto per imparare a nuotare, siamo andati a scuola di guida per imparare a guidare, perché non possiamo andare a scuola di retorica per imparare a parlare. Nessuno nasce imparato, almeno quelli che conosco io non nascono così. Perché comunque c'è sempre l'idea, perché allora, quando vi raccontiamo un piccolo retroscena, quando ci parlavamo al telefono diciamo vabbè, Flavia è abituata a fare formazione anche magari con i manager, con attori, con persone che proprio usano la parola in pubblico nella loro vita quotidiana. E dicevamo comunque questa sera, la sera di Pordenone, parleremo con persone che non necessariamente fanno questo di lavoro. E Flavia effettivamente mi ha detto ma no, ti stai sbagliando, perché tutti noi parliamo in pubblico. Cioè, magari non riceviamo del denaro per farlo, però tutti parlano in pubblico. Cioè, dobbiamo saper parlare in pubblico e vincere quella paura che ci fa stringere la pancia quando dobbiamo prendere la parola al circolo delle bocce, alla riunione dei professori, quando devi dire la tua, in qualsiasi, alla riunione di condominio. E quindi come... Sì. Ti faccio una domanda che ti volevo fare alla fine, ma per esempio dacci subito un consiglio pratico che vale per uomini, donne, vecchi e bambini per vincere quella paura che tutti quanti abbiamo quando dobbiamo proprio aprire la bocca nel primo momento e far sentire la nostra voce. Sì, il primo consiglio che possiamo fare, poi in realtà abbiamo detto non veniamo pagati per parlare, non necessariamente tutti, ma in realtà a volte noi otteniamo un posto di lavoro o una promozione attraverso la nostra capacità di convincere qualcuno, quindi poi i soldi gira gira ci sono sempre e sono spesso legati alla parola. Qualche consiglio per vincere quest'ansia? La prima cosa che dobbiamo sapere è che tutti sono ansiosi, cioè non c'è nessuno che noi vediamo che sta lì, che va lì tranquillo, tutti sono ansiosi, perciò siamo in ottima compagnia. Il suggerimento che io posso dare questa sera è che noi dobbiamo pensare quello è il mio posto, cioè io sto qui in questo momento, non sono abusiva, non sono fortunata, non sono miracolata o non sono miracolato, ma questo è il mio posto e quindi questo è il mio momento e io ho il diritto di essere ascoltato o ascoltata da tutti. E spesso dicevamo prima mentre eravamo seduti, prendere la parola, prendersi la scena, prendersi il palco come stiamo facendo adesso noi due, ma come farete voi poi nella vita di tutti i giorni, non vuol dire essere vanitosi, voglio stare al centro della scena perché così mi guardano, vuol dire difendere il tuo lavoro, perché tu hai lavorato per fare quel progetto, per raccontare quel progetto, per andare a chiedere soldi per quel progetto e lo devi difendere. Perciò quello che noi dobbiamo pensare, non lo faccio perché sono vanitosa, anche se la vanità non c'è niente di male anche lì, ma perché sto difendendo il mio lavoro e questo è il mio posto. Allora, e qui arriva però il tema specifico del libro, perché il libro lo potete leggere diciamo su due piani. C'è un piano, allora, è naturalmente un libro che va bene per tutti, in tutti i sensi, su tutti i piani, però c'è un livello di lettura che ci racconta che cos'è la retorica e come la possiamo utilizzare nella nostra vita quotidiana. E devo dire, io per lavoro comunque parlo in pubblico, uso la parola, però devo dirti la verità, Flavia, su tanti aspetti non avevo mai riflettuto e quindi da questo punto di vista è una sorta di quasi di manuale molto utile. E poi c'è l'altro aspetto che è quello che parla delle donne, effettivamente. Cioè, innanzitutto la cosa che mi ha colpito è che il libro non dice dateci la parola, ma dice prendiamo la parola. Raccontaci intanto questa scelta. Sì, prendiamo la parola perché in realtà questo nasce da una mia frustrazione. Io, come diceva Vixia, spesso faccio lezioni di retorica e quello che notavo sempre nei gruppi a tutti i livelli è che le donne
generalmente, non in tutti i casi, generalmente tendevano sempre a fare un passo indietro. Quindi io parlo di gruppi di studenti delle scuole superiori, manager della pubblica amministrazione, manager del privato o anche detenuti e detenute, quindi anche in quel contesto, che è un contesto molto particolare, alla domanda chi rappresenta il gruppo, le donne passo indietro, no io faccio il PowerPoint, no io faccio le ricerche, no io prendo appunti così gli altri poi possono parlare. E poi era l'uomo, è l'uomo più della donna a prendersi la scena, quando la donna invece dietro aveva fatto questa fatica di fare questo lavoro, e quindi c'era questa ritrosia delle donne. Pensavo fosse più una mia impressione, cioè una cosa empirica, però c'è un detto che io apprezzo moltissimo: senza dati sei la solita tizia con un'opinione. Quindi io non volevo essere la solita tizia con un'opinione, ma volevo avere dei dati, e quindi ho cominciato a fare delle ricerche su questo tema. In realtà ci sono pacchi di ricerche che ci dicono che la donna tende a fare un passo indietro. Per esempio, le donne tendono a fare, secondo una ricerca fatta negli istituti universitari, quindi seminari universitari, quindi donne e uomini di un certo livello, di tipo culturale, le donne tendono a porre domande in pubblico 2 volte e mezzo meno rispetto agli uomini. 2 volte e mezzo meno. La domanda è: perché non hai fatto la domanda? E loro dicono: perché pensavo che l'oratore fosse troppo autorevole, perché non mi andava di avere l'attenzione addosso degli altri, perché pensavo che la domanda fosse stupida. Ma è una domanda, quindi è una cosa che non sai, quindi è normale porre una domanda su una cosa che non so. Quindi in realtà c'è questa tendenza più della donna che dell'uomo di autocensurarsi. Ecco, su questo noi dobbiamo un po' combattere. Perché prendiamo la parola? Perché quando qualcuno ha un privilegio non te lo viene a portare sul piatto d'argento, devi andare tu a prenderti quella cosa. Quando i neri americani erano schiavi, non è che i possidenti terrieri dicevano: vabbè, io ho un lavoro gratis, ma no, ma lasciamo perdere, ma no, meglio l'uguaglianza. Molto pochi hanno fatto questo ragionamento, perché tu hai un privilegio e quindi pensi che in realtà è un po' dovuto quella cosa lì, e poi comunque è molto comodo. C'è un grande imprenditore americano che si chiama Warren Buffett, che dice: io ho avuto un grande vantaggio nella mia vita, è vero che sono diventato ricchissimo grazie alla mia immaginazione, alla mia creatività e al mio lavoro, ma è vero pure che ho dovuto competere con la metà della popolazione. Allora, voglio fare, a proposito di dati e di numeri, mi sono segnata questo numero, voglio fare un sondaggio. Facciamo un sondaggio. Allora, ditemi così, per alzata di mano, quanti sono in percentuale gli amministratori delegati di aziende quotate in borsa donne? Amministratori delegati donne. Allora, ci sono 3 possibilità, Flavia. Il 15%, il 4%, il 40%. Allora, per alzata di mano? Facciamo? Italia? In Italia. Facciamo per alzata di mano? Sì. Tu riesci a tenere conto? Cioè, prendiamo un notaio. Allora, chi fa il notaio? Qui la signora notaio. Qui, la signora allora, notaio. chi dice che... Come si chiama? Sara il notaio. Sara notaio. Guardi bene, Sara. Allora, amministratori delegati donne di aziende quotate. Il 40%. No, poca fiducia. Il 15%. Notaio vota. Più o meno, dai. Sì, Sara, occhio che... E qui dice invece il 4%. Che forse, Sara, sei d'accordo, mi sembra un po' la maggioranza. Allora, effettivamente, in Italia le donne amministratore delegato di aziende quotate sono solo il 4%. Allora, adesso io userò questo prestigioso palco e il tuo libro per fare un outing, perché da pochissimo tempo sono diventata femminista. Lo volevo dire così pubblicamente. Meglio tardi che mai.
Sì, ma lo dico, mi fa un po' impressione perché ho sempre pensato che il femminismo fosse una roba che uno doveva essere incazzatissimo, magari con i baffi, proprio che odia gli uomini, eccetera. Invece poi mi è capitato in quest'ultimo anno di leggere il libro di Flavia, un altro libro di Francesca Mesiti sulla parità di genere non raggiunta, e mi è capitata una roba stranissima che ho trovato in questi libri teorizzate, studiate, trattate con tanto di bibliografia delle situazioni che vivevo io tutti i giorni al lavoro. E io dicevo, ma scusa, ma quindi non è che mi è capitata sta cosa a me perché sono un po' sfigata e magari questa roba non riesco a farla bene, ma è un fenomeno che è stato teorizzato da fior di scienziati, di studiosi e che capita spesso alle donne. E quindi ecco questo mio outing. Adesso faremo degli esempi. Mi auto-utilizzo la mia esperienza personale perché quando l'ho trovata nel tuo libro ho detto, vedi, per esempio, il tema della voce. Spesso i discorsi delle donne vengono percepiti come meno autorevoli rispetto a quelli degli uomini per un tema legato proprio alla voce delle donne. Quello che diciamo prima, no? La parola apriti sesamo, impartita da un uomo, e apriti sesamo da una gentile ed educata signora. Però come si fa? La voce quella è e quella resta, Flavia. Sì, che poi è una questione culturale, perché noi siamo abituati più alla voce dell'uomo che dà il comando, meno alla voce della donna. Però questo è un problema che molte donne leader hanno dovuto vivere. Per esempio Margaret Thatcher, la premier della Gran Bretagna, ha fatto proprio un corso per cercare di abbassare la voce e renderla più profonda, perché lei aveva una voce un po' più così, e invece ha cercato di abbassare il tono di voce, proprio il colore della voce per renderla più profonda, cioè più simile a quella di un uomo. Lo stesso Michelle Bachelet, che è stata la presidente del Cile, quando lei diventa prima ministro della guerra, quindi un ministero tipicamente maschile secondo l'abitudine culturale, lei dice: io mi sembrava di avere una voce troppo da ragazza, quindi cerco di abbassare un po' la voce per renderla più simile a quella di un uomo. C'è uno studio molto interessante che è stato fatto in Australia che mette a confronto la voce delle donne negli anni 30 e negli anni 90, poi purtroppo non l'hanno fatto più. Hanno preso dei campioni di donne simili, cioè con stessa età, non fumatrici, stesse caratteristiche, e hanno notato che la voce delle donne si abbassa, cioè diventa più simile a quella degli uomini in questo lasso di tempo. Loro dicono, come interpretazione che danno, ma non c'è la sicurezza su questo, quindi la lettura che danno i ricercatori è probabilmente perché le donne entrano nel mondo del lavoro e cercano di adattare la voce al canone del lavoro che è maschile. Un altro studio, questo invece americano, studiano i comandi, creano un gruppo e devono dare dei comandi delle persone che devono andare sulla Luna, quindi una cosa completamente inventata, e in questo gruppo devono soltanto valutare qual è il comando più autorevole, e i comandi più autorevoli sono sempre giudicati quelli maschili, probabilmente perché hanno la voce più bassa. Quindi c'è un problema con la voce. In questo senso, per esempio, ecco, questa è una cosa che io mi trovo per esempio a fronteggiare quotidianamente al lavoro. Io comunque diciamo coordino un gruppo di lavoro di diverse persone, e in più io ho anche un modo di fare molto gentile. Chiedo per favore, magari ho forse a volte un tono, mi dicono no, sembra che tu ponga una domanda, non che tu mi stia dando un ordine, però mi viene così. In questo senso la retorica o l'uso della parola, magari c'è qualche tecnica che ci può aiutare ad essere un po' più autorevoli in questo senso? Ma sì, intanto porre una domanda e invece dare un ordine, qui c'è un'intonazione diversa, queste sono proprio tecniche anche teatrali, su questo ci può aiutare appunto il teatro, come si pone una domanda e come invece si dà un ordine. C'è Luca Ward, quello che ha doppiato il film Il Gladiatore, che è impazzito perché doveva dire al mio via scatenate l'inferno, diceva così salendo con la voce, invece
invece doveva dire scatenate l'inferno, doveva dirlo verso giù, quindi ci sono delle tecniche che si possono utilizzare. Ma è anche vero che la società si deve abituare alla voce femminile al comando, perché poi non è neanche giusto che noi diventiamo quello che non siamo, o facciamo finta che non abbiamo le mestruazioni, facciamo finta che non abbiamo la menopausa, tutte queste cose, signori, noi ce l'abbiamo, abbiamo il sangue che è rosso, non è blu come quello della pubblicità, delle mestruazioni, abbiamo tutte queste cose qui che sono normali, abbiamo dei figli così come ce l'hanno i nostri compagni, cioè anche negare quello che siamo, in realtà bisogna anche un po' far crescere questa società e io penso che questo sia molto importante. Spesso appunto uno dei grandi limiti delle donne quando occupano o raggiungono posizioni di vertice è proprio la maternità. E prima mentre venivamo in aereo ci raccontavamo questo aneddoto e io raccontavo a Flavia che a me è capitato di essere diventata capo o capa, poi ne parliamo, e mamma più o meno contemporaneamente. E mi ricordo che un giorno una persona che io stimo molto, un po' grande perché era alla soglia della pensione, una signora, una dirigente aziendale molto importante, mi disse: ti do un consiglio, quando nascerà la bambina e tu tornerai al lavoro, non nominarla mai. Quando tu vai a portarla dal pediatra, di che vai tu dal medico. Quando la bambina sta male, di che stai male tu. Quando devi andare a prenderla all'asilo, di che devi andare dal calzolaio. Ma non nominare mai tua figlia. Fai finta che non esista. Però forse è il momento di buttare giù questo muro. Questo è mostruoso, questo è semplicemente mostruoso. Però una volta si usava molto. Ma si usava molto ed il consiglio è anche giusto, il consiglio è anche giusto per quella situazione storica. Adesso fortunatamente le cose sono un po' cambiate ed è anche il momento di noi donne di dare un passo diverso, cioè non ti devi vergognare di avere dei figli, ma soprattutto devi dividere il carico con il tuo compagno, perché non è che siamo genitori solo noi, siamo genitori in due, se c'è un altro genitore, poi ci sono delle occasioni in cui non ci sono e quindi quello è un altro discorso, ma se ci sono due genitori magari dal pediatra ci vai una volta tu, ci vado una volta io, quindi su questo dobbiamo anche noi fare un passo avanti, però è un consiglio che funzionava, come ai tempi per esempio adesso si usa dire architetta, ma ai tempi non si faceva, perché il fatto di essere architetto, essere avvocato era un punto di arrivo, cioè sono arrivata in un mondo che era un mondo solo di uomini, quindi io ho proprio questo blasone, questa medaglia sul petto perché sono riuscita a entrare in questo mondo ed era veramente giustificato questa cosa qui e io mi ricordo anche le battaglie che faceva mia madre, che erano delle battaglie giustissime ed era proprio conquistare questo mondo degli uomini e farsi chiamare come gli uomini. Per alcuni la scelta è rimasta questa, io penso che dobbiamo cambiarla questa cosa, per esempio la nostra Premier quando è diventata Premier ha mandato una nota di Palazzo Chigi che diceva io voglio essere chiamata il Presidente del Consiglio al maschile, è una sua scelta che noi rispettiamo perché è una sua scelta, poi noi la chiamiamo come ci pare, però è una sua scelta, però è figlia di quella cultura, io penso che invece siamo pronti e siamo pronte per fare un passo avanti. E pensi anche che io devo dire sempre in questo mio, come dire, in questo mio cambio recente, ho cambiato opinione anche su questo tema dei nomi al maschile e femminile. Ho sempre pensato, vabbè, sei presidente, sei per esempio al lavoro come incarico insomma, di organigramma sono caporedattore. E non mi è mai venuto in mente, devo dire, di dire caporedattrice. O capa redattrice. O capa redattrice. Ma mi ha fatto pensare un giorno mia figlia che mi chiedeva le cose del lavoro, ma tu che fai? E alla fine a un certo punto ho detto, vabbè, io sono il capo. E mia figlia che ha 6 anni mi ha guardato e mi ha detto, ma no mamma, ma tu sei la capa. E lì mi è suonato un primo campanello d'allarme e poi ho letto sempre in quest'altro libro che ti dicevo prima della Francesca Mesiti, ho trovato una frase che mi è sembrata bellissima, che è questa, dice le rose non piovono mai, quando vogliamo avere più rose dobbiamo piantare più rose. E già questa frase mi è sembrata fighissima e quindi sono andata a vedere chi l'aveva scritta, era scritta George Eliot, ho detto boh, chi è? E là si è aperto un altro mondo perché sono andata a cercare e in realtà è uno pseudonimo di Marianne Evans
che era una scrittrice del 1800 che però usava uno pseudonimo maschile perché le dava più autorevolezza. E perché le persone non erano abituate a inizio Ottocento all'idea che ci fosse una scrittrice autorevole femmina. O che ci fosse proprio una scrittrice, punto, cioè toglie autorevole, proprio punto, scrittrice, punto. Esatto. Ma infatti sono due discorsi che poi vengono citati in questo libro di Virginia Woolf. Virginia Woolf viene chiamata a un certo punto a fare due discorsi a Cambridge, ovviamente per la sezione femminile, figuriamoci, però lei pronuncia questi due discorsi che poi vengono raccolti in un libro che si intitola Una stanza tutta per sé, che diventa il manifesto del femminismo. In questo libro lei racconta che Jane Austen, l'autrice di Orgoglio e Pregiudizio, che per molti di noi è stato il romanzo preferito per tanti anni, era molto contenta di avere una porta che scricchiolava, perché la sua famiglia sapeva che lei scriveva, ma la servitù, il personale, lei era un piccolo borghese, il personale non lo doveva sapere perché una donna non poteva scrivere, e quindi quando aprivano la porta lei nascondeva il foglio perché non si doveva vedere che lei scriveva. Ecco, allora Virginia Woolf dice: noi ci siamo persi palate di talento, perché probabilmente Shakespeare ha avuto una sorella bravissima, grandissima scrittrice, ma è vissuta in povertà, si è dovuta sposare perché perché lei non poteva lavorare, il marito era pure mezzo imbecille, questo non lo dice Virginia Woolf, lo dico io, e quindi lei non ha potuto esprimere il suo talento. Quindi in realtà qui torna anche a bomba il discorso del merito. Che cos'è il merito? Cioè noi donne che ci siamo battute per la parità nel mondo del lavoro e in famiglia, abbiamo pensato, ed è per questo che non ci definivamo femministe, che il merito potesse sanare tutto, cioè mi impegno e quindi otterrò tutto. In realtà non è così, perché non puoi ottenere tutto se non lo facciamo tutti insieme. Wow. È vero, è vero. E poi c'è, Flavia, quest'altro tema che tu citi nel tuo libro, dell'idea che comunque, vabbè, la donna alla fine ce la fa perché è una specie di Wonder Woman Sì. in tutte le situazioni. E quindi c'è questo bellissimo discorso del Devi Ma, cos'è? Devi Ma. Ah, Devi Ma, sì, sì, sì. Cioè che alla donna si chiede qualsiasi cosa. Ce lo racconti un po', che è bellissimo? Sì, c'è non so se chi ha visto Barbie qui. Avete visto Barbie? Barbie. Eccola, sì. Qualcuno l'ha visto? Barbie è questo film che è stato fatto 2 anni fa, di Greta Gerwig, dove c'è un monologo stupendo che viene fatto da un'attrice, pronunciato da un'attrice che si chiama America Ferrera, che era quella che faceva il telefilm Ugly Betty, Betty la brutta, quindi rendiamoci conto, negli anni 90 si diceva veramente di tutto. Ugly Betty era appunto questo personaggio. Lei è un'attrice di origine centroamericana, quindi scura, coi capelli scuri, alla quale dicevano sempre: tu potrai aspirare al massimo ai ruoli della Colf, di quella della babysitter. Lei dice: no, io voglio avere la complessità di quella che c'ha la babysitter, non voglio fare la babysitter, voglio interpretare quelle lì. E lei interpreta una donna in questo film, e alla fine a un certo punto c'è un monologo fantastico in cui si parla della contraddizione della donna. Devi avere figli, ma non puoi parlare tutto il tempo dei tuoi maledettissimi figli. Devi fare i soldi, ma non puoi parlare di soldi perché è volgare. Devi essere la più bella di tutte, ma non puoi dire di voler essere la più bella di tutte perché se no non sei parte della sorellanza. Devi essere magra, però mi raccomando, non puoi dire di voler essere magra, devi dire di voler essere sana, però devi essere magra. Ma che cavolo dobbiamo essere? Ditecelo voi così noi lo facciamo. Allora, mi faccio una brevissima pausa perché forse c'è qualche domanda fra il pubblico, poi se no io vado avanti che ne ho ancora 1500. Però poi se non vorrei lasciarle tutte alla fine No, ma facciamola adesso così facciamo una... Prego. No? Che così se no poi le lasciamo alla fine e non c'è il tempo. Parto dall'outing dell'essere femminista.
Io dico sempre a me stessa, non lo sono mai stata, non ne ho neanche mai avuto bisogno in realtà, perché qualcuno per età aveva già affrontato le cose importanti. Ho rifugito sempre commissioni pari opportunità, quote rosa. Devo dire che una collega che è presidente di una commissione dell'ordine delle pari opportunità mi sta facendo vedere una visione diversa. Faccio una professione dove il 20% solamente siamo donne. Stasera devo ringraziarvi perché ho sempre detto ma posso contare sulle dita di una mano gli episodi sgradevoli e mi sono sempre detta sono stata fortunata, stasera mi dirò sono stata brava. Brava, brava. Noto però una cosa, nelle giovani colleghe e anche non colleghe, tanta difficoltà a impegnarsi. Io ho, al di là del percorso professionale, anche l'attività ordinistica, una difficoltà. Adesso siamo in rinnovo con gli ordini, nessuna vuole, c'è l'impegno, c'è questo, c'è quell'altro, e tanta difficoltà a portare avanti in ragazze all'apparenza stra-emancipata, e mi sembra quasi di notare un passo indietro. Non so se nella vostra esperienza lo state notando. Io non so un passo indietro, so che le donne impiegano nel lavoro di cura 4 ore al giorno e l'uomo una. Ora non si capisce con queste 3 ore che cavolo ci fate, dovreste essere dei geni, evidentemente. Adesso questa è battutaccia da femminista. Allora, ti vorrei fare una citazione perché ci tengo, una citazione di mia madre Francesca Bonora, nata nel 1938, adesso non c'è più. Lei mi diceva, devi guidare, quindi avere la patente, perché così puoi andare dove ti pare. Devi lavorare perché così hai i tuoi soldi e non devi rendere conto a nessuno. Non ti devi sposare vergine perché così puoi fare il confronto e capire se ti piace. Qualche altro? Stupenda la tua mamma. Qualche altro? La signora si può. Più che una domanda è una riflessione che mi è stata provocata da quello che avete detto prima a proposito della gentilezza. L'aveva accennato lei. Sì. Perché io trovo che spesso noi perdiamo in partenza quando vogliamo ricoprire dei ruoli maschili scimmiottando la modalità di altri. Perché se una persona, adesso a parte che la gentilezza è trasversale, però dico, se una donna è gentile o ha un tono di voce più calmo o ha una modalità più dialogante, non è detto che sia meno autorevole o che sia meno efficace. Semplicemente quello che fa la differenza è essere consapevoli che ognuno sta al mondo a modo proprio, non so se mi spiego. Ecco, quindi volevo solo questo confronto, sì. perché quello che ha detto prima mi ha suscitato questa cosa qui. Io quando ho iniziato la professione, faccio l'avvocato, molti clienti mi dicevano che ero troppo gentile, erano preoccupati perché secondo loro ero troppo gentile, e io l'ho sempre all'inizio l'ho vista effettivamente come una possibile difficoltà, perché poi un avvocato magari anche un po' il tono, la retorica eccetera la impariamo, però alla fine invece penso che sia un'arma la gentilezza, perché spesso disarma chi hai davanti. Sì, poi chi è gentile è un bravo negoziatore e spesso devi negoziare, che è un'arte sopraffina, quindi assolutamente sì. E poi forse, io appunto ci ho riflettuto tante volte perché su questo tema, no, dei nomi al maschile o femminile, avvocato, avvocata, direttore, direttrice, e io devo dire che io stessa, se sento dire direttore e direttrice, dentro di me, quando sento direttore, lo confesso, sento risuonare maggiore autorevolezza. Sì, direttore di qui, direttrice. direttrice qua. Sì. Caporedattore è un po' più, come dire, più fico di caporedattrice. Per esempio, io sono la curatrice di un programma e su tutti, fino a qualche tempo fa, adesso ho fatto cambiare, però c'era scritto curatore responsabile, perché effettivamente il curatore, il produttore, il direttore, sembra, cioè, ti immagini effettivamente, ti immagini uno un po' più potente. E mi sono chiesta questo che diceva lei, avvocato,
che probabilmente dobbiamo riscoprire anche una leadership femminile che è nostra e che non è espressione di minore autorevolezza, di minore anche potere, perché è giusto che anche noi donne impariamo a pronunciare questa parola, no? Che sembra una cosa, oddio, un po' sporca, che non si può dire. Invece che possiamo avere il potere, possiamo avere la nostra autorevolezza, esercitare una leadership, però in un modo diverso, in un modo altro, che è nostro, e quindi essere una direttrice non è meno di essere un direttore, è semplicemente esserlo in modo diverso. Semplicemente che ci sono i sessi e ci sono le donne e gli uomini, quindi se ci sono le donne dateci un nome. Sì, c'è un problema che poi non abbiamo soltanto accennato, che è un problema centrale, che è quello dell'infantilizzazione della donna, e per questo cerchiamo queste definizioni al maschile, perché le donne vengono spesso infantilizzate, ed è una cosa che lamentano anche le persone con disabilità, che vengono sempre infantilizzate, viene parlata, sì, allora cammina, arriva in un boschetto, e si parla sempre un po' così, e invece le donne hanno un po' questa tendenza a essere infantilizzate. Dicevo prima con Vixia, mi scrivono adesso che è uscito questo libro, signore che dicono, ah sì, perché noi ci chiamano le ragazze, abbiamo un secolo, perché siamo due cinquantenni, quindi facciamo un secolo insieme, e quindi veniamo infantilizzate in questo modo. Ecco, essere infantilizzate ci sembra appunto che il nome femminile ci possa infantilizzare, quindi c'è questa cosa, ed è una tendenza che si verifica nei luoghi di lavoro. Però dobbiamo anche su questo, come diceva l'avvocata, fare una battaglia per essere donne ma non essere infantilizzate. So Anche che a te questa- piacciono molto poi quando ti fanno... Sì, perché ho un aneddoto che adesso posso raccontarlo, sì. Allora, a me è capitato una situazione abbastanza imbarazzante. A un certo punto c'era una persona al lavoro che ogni volta che mi vedeva, fra l'altro, insomma, mi faceva un buffetto così. Dici, cioè, non è che proprio mi ha messo una mano sul sedere, ma fatto violenza. Però io morivo dall'imbarazzo. Ecco, lasciamo perdere. è vero, come puoi dire? Però mi dava Prodi, questo sì. buffetto, e una volta, e due volte, tre volte, e io dicevo, ma che cosa posso fare? Io mi sentivo morire, quando lo vedevo da lontano dicevo, Dio, adesso mi dà il buffetto, e puntualmente mi dava il buffetto. Un giorno ci troviamo al bar, e lui era con un gruppo di colleghi, mi si avvicina, Vixia, e mi dà il buffetto davanti a tutti. Io in quel momento volevo morire, perché l'ha fatto anche davanti magari a dei ragazzi che lavorano con me, ai quali io magari dico, domani parti, vai in guerra sotto le bombe, e questo col buffetto. E quindi in quel momento lì ho detto, adesso che devo fare? Quindi lui mi dà il suo buffetto e io ho uno scatto d'orgoglio, mi sollevo, mi alzo di 10 centimetri, mi avvicino e gli ho detto, tutto bene, grazie. Allora, quella è stata un momento mio di svolta esistenziale. Allora, è calato il gelo. Nel bar è calato il gelo totale. Tutti mi hanno guardata come se l'avessi, non lo so, preso a schiaffoni davanti a tutti. Lui mi ha guardato proprio con gli occhi iniettati d'odio, non mi ha rivolto la parola, devo dire, per qualche settimana, però almeno, adesso mi saluta cordialmente, però almeno non mi fa più questo buffetto. Io ho trovato questa soluzione, però l'infantilizzazione è effettivamente un tema, perché voglio dire, non sono l'ultima ragazzina giovane appena arrivata, no? E comunque non si fa. E comunque non si fa. Non si fa sul lavoro, perché sei lì, sei una professionista, non si fa, non è giusto. L'altro argomento è la rabbia delle donne, probabilmente anche quello che noi donne non ci possiamo arrabbiare perché la rabbia ti rende brutta. Quindi siamo bambine, siamo sempre sorridenti perché non ci possiamo arrabbiare mai. E su questo una grande lezione ce l'ha data Greta Thunberg, perché ci ha insegnato a arrabbiarci in pubblico, così come le donne che abbiamo visto prima, Ursula von der Leyen, Julia Gillard, che si sono arrabbiate in pubblico, anche Mary McAleese. E la rabbia di Greta Thunberg può piacere o non piacere perché è molto sopra le righe, però facciamo un confronto, prendiamo Greta Thunberg, prendiamo Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi perché si è arrabbiato?
non me lo ricordo, mi ricordo capra, Greta Thunberg perché si è arrabbiata per il futuro dei nostri figli, quindi è una rabbia con un motivo, quindi una rabbia costruttiva, perciò a quel punto io preferisco Greta Thunberg. Flavia, c'è anche un altro, come dire, tabù, diciamo, nei confronti delle donne e delle donne che parlano in pubblico, che tu affronti nel tuo libro, che sono le lacrime. Ah, le lacrime, Che sì. le lacrime alle donne non sono perdonate mai, e anche qui io stessa, tu, insomma, no, dicelo tu. Sì, dicelo tu. le donne, se noi piangiamo e le donne piangono, la domanda è chi piange di più, gli uomini o le donne? Le donne. Le donne, noi donne. piangiamo di più, perché è il nostro modo per gestire la frustrazione. L'uomo tende, soprattutto i ragazzi, questo mi spiegava una mia amica psicologa, tende a trasformare la frustrazione in rabbia, quindi do un calcio alla sedia e questa è la trasformazione, invece la donna piange. Ma noi sappiamo che in pubblico gli uomini hanno pianto moltissimo. Barack Obama ha pianto 7 volte in pubblico. Qualcuno si è preoccupato di questa cosa? Nessuno, anzi, che nobile, ha pianto. A volte non ce ne siamo neanche accorti, cioè sul momento magari abbiamo Sì. detto, ma poi Non io te lo per ricordi esempio per quello, io non sì. me lo ricordavo che Obama ha pianto in pubblico. devo 7 dire la volte in verità. pubblico. Churchill era uno che piangeva spessissimo in pubblico, non si poneva il problema perché lui era superiore a tutti e quindi se ne fregava e piangeva in pubblico. Io sono romana. Pupone, che è Totti, ha lasciato il calcio e ha pianto, tutti a piangere, lui che piangeva, il pubblico che piangeva. C'è una ricerca, invece una donna, per esempio Jacinda Ardern, che è stata la presidente della Nuova Zelanda, piange quando lascia in anticipo il suo secondo mandato, e la BBC, quindi non un giornaletto di provincia, titola e poi cancella il titolo, ma le donne possono veramente avere tutto? Cioè mette in discussione che la donna possa avere i bambini, la carriera, era rimasta incinta durante il suo mandato, così come Benazir Bhutto, quindi mette in discussione questo. C'è una ricerca molto interessante su questo aspetto che ho trovato veramente molto divertente, la ricerca su quelli che piangono. Allora, secondo questa ricerca, noi consideriamo in modo più, diamo maggiore autorevolezza a colui che piange, che fa però un lavoro molto maschile, quindi il pompiere che piange, che uomo, il pattinatore che piange, già fai uno sport artistico, poi piangi pure, non mi piaci tanto, non va tanto bene, il sollevatore di pesi che piange, bravissimo, il ballerino che piange, adesso stai un po' esagerando, quindi poi pure gli uomini hanno 1000 problemi e non possono fare assolutamente nulla, però noi ce ne abbiamo di più. E c'è meno indulgenza nei confronti. C'è meno indulgenza. Poi adesso a tutti sarà venuta in mente donna che piange in pubblico, chi è? Io lo so. La Fornero. La Fornero. A tutti è venuta in mente la Fornero. In realtà lì il caso è un po' diverso perché lei piange per una misura sulle pensioni che è la sua stessa misura. Quindi lì effettivamente è una cosa un po' complicata, però effettivamente noi sappiamo dagli studi storici che il pianto era accettato fino al Rinascimento, cioè Achille piange, gli eroi piangono, cioè è normale piangere, poi nel Rinascimento si attribuisce un valore negativo al pianto in pubblico, però la donna che piange in pubblico è sempre dimostrazione di un'incapacità di stare in quel ruolo. Quindi signore, se vogliamo piangere in pubblico, piangiamo, citiamo Winston Churchill, citiamo Obama, se ci dobbiamo fare un bel piantarello e facciamoci questo piantarello e chi se ne frega. E facciamocelo. Non stasera però. Non adesso, non adesso. Allora, io aspetta, vedo se c'è un'altra domanda perché poi arriva il momento dei consigli pratici, perché alla fine del libro di Flavia c'è proprio il decalogo di consigli pratici che possono essere usati in modo efficace per prendere la parola sia dagli uomini naturalmente che dalle donne, però sono dei suggerimenti molto semplici ma molto pratici che possono andare bene a scuola, che possono andare bene all'università, e appunto è la famosa riunione di condominio. Però vediamo se forse c'è qualche altra mano che si solleva. Eccola là. Questo sarà un consiglio pratico, già leggo nel pensiero di Flavio poi. Buonasera. Buonasera. Io volevo chiedere, non si è parlato però
di un tema che ad esempio a me tocca molto, la rivalità tra le donne. Sì. Ecco, sì, non sempre, non voglio generalizzare, ma non c'è alleanza. Sì. Quindi ha dei consigli per essere più alleate? Dacceli subito, Flavia, ti prego, questi consigli. Michela Murgia ha fatto uno studio su questo e lei diceva la rivalità tra le donne in realtà è un po' amplificata perché serve per far mantenere il potere agli uomini, quindi è colpa di voi donne che non siete solidali tra di voi. In realtà poi c'è un altro studio, uno studio questa volta americano di Harvard, che ci dice che le donne che si aiutano, cioè si danno delle dritte sul lavoro, sui colloqui che devono fare, riescono a ottenere posti di lavoro migliori e a guadagnare di più. Quindi l'alleanza funziona tantissimo, quindi mettiamo in pratica l'alleanza, che non è ti dico ti raccomando, ma attenzione perché questa azienda è attenta a questa cosa, chiederanno questo, sono più attenti a queste politiche di inclusione oppure no, quindi questo funziona molto. Allora il problema è che spesso noi donne, e qui dico una cosa brutta per noi donne, ci confrontiamo solo con le donne e non con tutti. Mi confronto con la donna del gruppo. Io non mi devo confrontare con la donna, mi devo confrontare con tutto il gruppo. Sono l'unica donna, ma oppure noi due donne siamo io meglio, io peggio. Non è quello, tu ti devi confrontare con tutti quanti. Su questo noi dobbiamo fare uno scatto e cambiare la mentalità. Guarda, perché io sono rimasta colpita, ultimamente ho letto questo studio sulla sindrome dell'ape regina, che anche lì, ma devo dire, mi ha molto aiutato perché ho visto che ci sono delle persone che l'hanno studiata, quindi effettivamente è un fenomeno. Perché cioè, è vero che dobbiamo fare questo sforzo ed è vero che dobbiamo fare di tutto perché quel 4% per esempio, no? Di donne che sono amministratore delegato oppure di direttore e direttrici, cioè dobbiamo ampliare il numero, perché effettivamente se intorno al tavolo c'è una sedia sola per una donna, c'è posto solo per una donna, sarà una questione di carattere, sarà una questione culturale, però forse anche la rivalità viene un po' più spontanea. Se c'è un posto solo per donna e 27 per maschi, sarà molto più facile per gli uomini andare al club del sigaro e solidarizzare piuttosto che le donne che sanno che c'è soltanto un unico posto per loro. E quindi effettivamente spesso è vero che nei ruoli di vertice soprattutto è difficile che ci sia questa alleanza fra donne, Sì. perché proprio i posti sono oggettivamente Sono pochi, è molto competitivo, è come tutti i settori competitivi, cioè c'è la notte dei lunghi coltelli e su questo dobbiamo imparare a giocarcela ma con tutti. Però ecco, secondo me questo aspetto che tu sottolinei è un consiglio pratico molto efficace. Cioè, quando sei intorno al tavolo del consiglio d'amministrazione, sei due donne, non fare il confronto fra me e lei, chi è più brava, sì, ma fra tutti i 25. Forse, non lo so, però io ci voglio provare. Forse questo scatto di mentalità può aiutarci a uscire dall'impasse di questa sindrome dell'ape regina che oggettivamente esiste, l'hanno codificata per qualche motivo. L'hanno codificata per qualche motivo, sì. Sì, esiste. Senti, ma intanto che aspettiamo, hai detto che dopo questa pubblicazione del libro ti scrivono, ti arrivano tanti messaggi. Sì. Dicene un paio. Sì, mi arrivano messaggi, per esempio un messaggio classico che mi arriva, io sono stata direttrice di una testata importante, non dico quale perché so si capisce, perché sono messaggi privati, e per tutti i 10 anni in cui io sono stata direttrice di questa testata importante erano tutti dottor Tizio, dottor Caio, il professor Sempronio e Valentina. Lei era sempre solo il nome, questo è un grande classico. Questo è un super classico, quindi noi abbiamo soltanto un nome e poi tantissimo il fatto, e questo era
purtroppo una cosa che negli anni 90 era veramente un malcostume, che saliva una signora sul palco, che bella signora che abbiamo sul palco, e poi ti squadro e ti guardo anche un po' da dietro, così c'era un po' questa tendenza, che era una cosa veramente imbarazzante. Ora qui facciamo un appello ai signori uomini: i complimenti ce li potete fare tranquillamente, cioè non è vero che non si può più dire niente, i complimenti fateceli, che ci fa piacere, ma se io salgo sul palco non per fare il concorso di Miss Italia, ma per raccontare un progetto, non possiamo concentrarci sul mio aspetto fisico, perché in quel momento dal punto di vista tecnico stiamo minando quello che Aristotele chiamava l'ethos, cioè la credibilità dell'oratore. Cioè l'oratore sembra che sta lì perché è bello, invece sta lì perché ha qualcosa da raccontare. Ecco, questo è una cosa veramente da evitare. E anche in questo la retorica, no? ci viene in soccorso. E senti, invece, dimmi, cioè, l'hai detto prima, ma quindi lo puoi dire anche adesso in pubblico. Tu sei abituata a parlare in pubblico, sei un'oratrice, lo insegni e lo fai. Ma ti è mai capitato qualcosa di veramente imbarazzante in questo tuo lavoro come dire, di parola in pubblico? Sì, raccontavo prima, quando stavamo seduti, le disavventure che ci capitano. Faccio questo discorso in pubblico e dico: cavolo, veramente stavolta sono stata brava, scendo dal palco, sono veramente stata brava. Mi si avvicina una signora e dico: mi vorrà fare i complimenti, e invece mi dice: guardi che ha la cerniera aperta. Bagno di umiltà, ci vuole. Perché siamo esseri finiti, non siamo esseri infiniti, e quindi accettiamo anche le nostre defiance. Allora Flavia, per concludere, se non ci sono altre domande, chiudo io. Allora, dacci una sorta di decalogo, però io lo chiamo decalogo, ma di quelli che vuoi tu, di consigli pratici per noi che da domani ci dobbiamo sforzare di parlare di più in pubblico e vincere un po' questa paura che abbiamo, questa tendenza a fare sempre un passo indietro. Dacci dei consigli pratici, che vedo anche la signora che sta prendendo appunti, è proprio questo il suo momento, anche se nel libro ci sono scritti tutti. Allora, il primo consiglio che mi viene da dare, l'abbiamo già accennato: quello è il tuo posto, non sei abusiva, non sei fortunata, quello è il tuo posto. Altra cosa, nessuno al mondo va a pronunciare un discorso che è preparato al 100%. Noi donne siamo fissate che dobbiamo essere strapreparate, abbiamo la sindrome della secchiona. Questa sindrome non aiuta, questo non è un inno alla cialtronaggine, non è che noi dobbiamo prendere il palco e non sappiamo nulla. Prepararsi funziona tantissimo, aiuta tantissimo, fare le prove aiuta tantissimo, ma non speriamo di poter andare lì preparate al 100%, perché è impossibile, e quindi accettiamo le nostre imperfezioni. Se ci fanno una domanda su una cosa che non sappiamo, non la sappiamo. Non lo so, interessante, l'approfondirò, quindi questo lo possiamo fare. Altro punto è che le donne hanno un cattivo rapporto con l'errore. Noi donne abbiamo un cattivo rapporto con l'errore, cioè se sbagliamo ci stiamo a fustigare per una settimana e siamo disperate per una settimana, ci pensiamo, ci ripensiamo. Invece l'errore va catalogato: ho sbagliato forse per questo motivo, la prossima volta posso fare questa cosa per non sbagliare, per non cadere su questo stesso problema, ma lo devo dimenticare, perché altrimenti mi fisso sull'errore e questo errore crea un'ipoteca per il mio futuro, e questo non è possibile, non possiamo farlo. Altro aspetto: per parlare in pubblico, prendere la parola in pubblico, non dobbiamo essere belle, non serve. Non serve, non è richiesto questo, quello è un altro concorso, quell'altro concorso là. Noi siamo nel concorso dell'oratoria e non dobbiamo essere belle, non dobbiamo, anzi vi dirò di più, che la donna molto bella ha più problemi nel parlare in pubblico, perché il pubblico pensa: perché questa sta là? Che è sta storia? Chi è questa qui? Ed è anche meno credibile. Non dobbiamo essere giovani, non dobbiamo essere belle, non dobbiamo essere niente di tutto questo, dobbiamo essere semplicemente delle persone che raccontano qualcosa. Ecco, questi sono consigli pratici, ce ne sono tanti altri, ci sono nel libro, sono dei consigli pratici che io mi sento di dare questa sera. Grazie.
Grazie mille. Aspetta Mario, che mi è venuto in mente, devo chiederti ancora una cosa, perdonami. Ma quando è, perché appunto, visto che noi donne siamo ipercritiche, ci fustighiamo dalla mattina alla sera, quando è che si può dire, secondo te che sei la massima esperta, sicuramente qui Totale, dentro, proprio sicuramente galassia. qui dentro, ma quando è che si può dire che quel discorso ha funzionato? Cioè tu ci hai fatto degli esempi di discorsi pazzeschi che passeranno alla storia, ma invece c'è il nostro piccolo discorso dalla riunione di condominio o al lavoro, quando dobbiamo andare a parlare con il nostro capo. Quali caratteristiche ha secondo te quel discorso che dici, ecco, questo è un discorso che spacca? Quando hai ottenuto l'aumento, cioè hai chiesto l'aumento e ce l'hai avuto, quello ha funzionato, hai detto male, hai detto bene, ce l'hai ottenuto. Chi se ne frega come lo dici? Quello ha funzionato. Quando hai ottenuto quella cosa, cioè in realtà la retorica noi la viviamo come una cosa antica. In realtà la retorica è pratica, cioè è ottenere le cose attraverso la forza delle parole, cioè non ti picchio ma ti convinco. Questa è la retorica, cioè quando tu non puoi picchiarlo lo devi convincere attraverso la forza delle parole. Quindi in queste occasioni noi abbiamo avuto un risultato. In più non è tanto importante che noi siamo perfette qua sopra, possiamo essere spettinate, possiamo essere stanche quella sera, ma la cosa fondamentale è stabilire un filo di comunicazione con il nostro uditorio. Cioè sono imperfetta, sbaglio le pronunce, ma sto comunicando con voi e si vede questo impegno. Allora lì, quando noi stiamo insieme, in quel momento noi abbiamo ottenuto un risultato che è il risultato della comunicazione. Flavia Trupia, prendiamo la parola. Grazie.